Mangia sano, scegli i produttori del tuo territorio, dal coltivatore al consumatore senza intermediari. Genuinità, territorialità, convenienza. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra ti invitano al mercato di Campagna Amica. Ogni sabato mattina, nell'esclusiva location dell'ex Made in Nuoro in Piazza Mameli, la tua spesa è all'insegna della genuinità. Decine di stand con prodotti locali come frutta e verdura, formaggi, pescherie, pasta fresca e prelibatezze locali per sostenere i produttori del tuo territorio. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra ogni sabato mattina dalle 8:30 ti invitano al mercato di Campagna Amica per mangiare genuino, per stare meglio. Ogni volta che entro qui so che ci sei, sempre al mio fianco. Sono pronto a sostenerti in tutti i reparti, corsia dopo corsia. Dagli alimentari al sushi sul momento, passando per macelleria e pescheria. Insieme sposiamo solo la qualità. E se non hai voglia di cucinare, scopri la freschezza del reparto gastronomia. Delizie pronte da gustare, buone come fatte in casa. Vivi la tua spesa con amore all'Eurospar Tortolì. In offerta Coca-Cola 1,5 litri a €1,99. Tonno all'olio d'oliva Rio Mare 7 per 80 grammi a €7,99. Mortadella IGP con o senza pistacchi d'Espar duetti a €2. Vino buio Mesa 75 CL a €9,90. Eurospar, via Bertolotto 2, Tortolì. Tutti i giorni orario continuato dalle 8:30 alle 20:30. La domenica sino alle 20. C'è un luogo dove si sta davvero bene, dove i profumi sono inebrianti e dove la simpatia e la cordialità sono di casa. Ichnos Aristopub, la pizzeria e il ristorante da vivere con tutta la famiglia, gli amici o la persona speciale. Le pizze sono cotte nel forno a legna e vengono proposte in tantissime varianti super gustose. Il ristorante segue la tradizione sarda, dalle ricette antiche a quelle più moderne, e solo con prodotti freschi e selezionati. Ichnos Aristopub, in pieno centro, in via Monsignor Virgilio 42 a Tortolì. Per info e prenotazioni 0782 4504 12. Seguici anche su Facebook e Instagram. Con l'autunno arriva anche il crespo? Da Amy Beauty Hair è tempo di dire addio ai capelli ribelli. Prova il nostro trattamento anticrespo professionale. In appena un'ora e mezza, capelli morbidi e perfetti fino a 6 mesi. Prenditi cura della tua immagine senza fatica. Solo per questo mese, per te, 10% di sconto. Chiama ora Amy Beauty Hair e prenota il tuo momento di bellezza. Amy Beauty Hair. Everybody's perfect. Via Macomero 1 dietro Banca Intesa a Tortolì. 0782 62 36 84. Da Federica Melis, ben trovati al secondo appuntamento della mattina con Stella di Cecché con il notiziario Le News dall'Ogliastra. Partiamo oggi con una bella notizia, un sentiero naturalistico che abbraccia 3 paesi, un itinerario che prende avvio dalla zona di su Pardu nel territorio comunale di Girasole, che costeggerà la laguna a corsi d'acqua ricchi di flora e fauna selvatica, si addentrerà nel territorio di Lozzorai fino ad arrivare alla peschiera San Giovanni nel comune di Tortolì. Sono iniziati nei giorni scorsi gli interventi per realizzare questo importante percorso naturalistico. Ad annunciarlo è stato il sindaco di Girasole Lodovico Piras. Con grande piacere diamo notizia dell'inizio dei lavori di questo bellissimo progetto fortemente voluto dall'amministrazione comunale di Girasole, realizzato grazie all'Unione dei Comuni del Nord Ogliastra. È stato un percorso impegnativo soprattutto dal punto di vista procedurale, considerando la tutela delle zone interessate. Un progetto proposto dall'amministrazione di Girasole con l'allora sindaco Gianluca Congiu e altri sindaci dell'Unione dei Comuni che si sono succeduti nel corso degli anni, e proprio negli ultimi 2 anni questo percorso è stato accompagnato definitivamente alla conclusione progettuale dall'attuale Unione dei Comuni. Un progetto importantissimo che valorizza la straordinaria bellezza dei nostri territori, ha detto Piras, e mette al centro l'ambiente e la sua tutela. L'unità dei sindaci dell'Unione, il lavoro condiviso e lo spirito di collaborazione stanno portando risultati concreti e significativi per le nostre comunità.
Andiamo avanti ora. Nei giorni scorsi nella caserma dei Carabinieri di Via Sonnino a Cagliari il comandante della Legione Sardegna, generale di brigata Francesco Rizzo, alla presenza del comandante provinciale di Nuoro, il colonnello Gennaro Cassese, ha conferito dei riconoscimenti a diversi carabinieri che nel corso dell'anno si sono distinti per meritorie attività di servizio. Tra i militari premiati provenienti dalle varie caserme della Sardegna anche il capitano Marco Mastrovito, comandante della compagnia di Lanusei, al quale è stato conferito un elogio per premiare l'attaccamento all'istituzione, il brillante spirito di iniziativa e la concreta capacità di risoluzione delle problematiche manifestate nella quotidiana azione di comando del reparto affidatogli. Andiamo avanti, ci spostiamo a Tortolì. Ianas è comune al servizio del cittadino, si chiama così il progetto che coinvolge gli studenti delle classi seconda e terza del settore accoglienza dell'istituto professionale nell'ambito dei percorsi formativi scuola-lavoro. 63 alunni saranno impegnati la mattina dal 16 dicembre sino alla fine dell'anno scolastico nella casa comunale. Qui forniranno accoglienza e assistenza ai cittadini e potranno così mettere a frutto i loro studi. È stato stipulato un protocollo di intesa tra il nostro istituto e il comune per l'erogazione di servizi al cittadino, spiega il referente per l'orientamento scolastico e la formazione scuola-lavoro Fabrizio Murru. L'obiettivo è fornire ai ragazzi un'esperienza concreta nell'ambito della formazione scuola-lavoro. Il progetto è stato presentato nei giorni scorsi dal dirigente della scuola Pasquale Are con l'assessore alla pubblica istruzione Irene Murru, che ha commentato: vediamo questo progetto come una grande opportunità di crescita per i nostri giovani, accogliamo gli studenti con grande piacere, sicuri che la loro presenza sarà un valore aggiunto per l'ente. Adesso una bella notizia, perché l'anfora ritrovata nel 2011 nel sito archeologico di Sarco Esporros a Villa Grande sarà in mostra al Museo Archeologico di Nuoro da domani. Per noi è un evento straordinario perché per la prima volta verrà esposta l'anfora con iscrizione fenicia ritrovata nel nostro sito, dicono le guide. Sarà il primo incontro con un reperto straordinario capace di raccontare una storia incredibile costruendo ponti tra sponde lontane del Mediterraneo. La mostra sarà visitabile dal 13 dicembre al 31 marzo con le opere di Leonardo Boscani in dialogo con reperti archeologici capaci di parlare grazie alla presenza di segni alfabetici. Quindi l'anfora ritrovata a Villa Grande nel sito archeologico sarà esposta da domani, sabato 13 dicembre. Ci spostiamo ora a Barissardo, a Bestiri del Seda, è un evento dedicato all'abbigliamento tradizionale ogliastrino del Novecento. Centro Servizi Turistici di Barissardo, domenica alle 16:30, sarà punto di incontro per studiosi, appassionati e comunità. L'evento, organizzato dall'Associazione Culturale Nostra Signora di Monserrato in collaborazione con l'antropologo Marcello Ferreri, è pensato per riflettere sul valore culturale del vestiario antico e delle sue connessioni con identità, memoria e territorio. La serata offrirà uno sguardo comparato tra l'Ogliastra e due realtà simbolo della tradizione sarda, Busachi e Cabras, permettendo di analizzare affinità e peculiarità che hanno segnato l'evoluzione della moda popolare nel secolo scorso, dicono gli organizzatori. Sarà un confronto utile a leggere il costume tradizionale non come una reliquia del passato, ma come testimonianza viva di una comunità che cambia. Sarà presentato il cortometraggio Fardetta, Scaladas e Sciallus, Ogliastra 1950. A moderare l'incontro sarà Ambra Pintore. Interverranno il sindaco Ivan Mameli, Gabriele Lai, Marcello Ferreli, Matteo Poddi e Giuseppe Mereu. Andiamo avanti ora, perché questo fine settimana in Ogliastra ci sono diversi appuntamenti letterari. Il maestro del noir Pier Giorgio Pulici torna in Ogliastra con 2 appuntamenti. Questa sera sarà a Tortolì al Teatro San Francesco alle 18:30 nell'ambito del Festival Venerdì Letterario. Presenterà il suo ultimo romanzo L'Uomo
dagli occhi tristi, ambientato proprio in Ogliastra, mentre domani sarà Perdas de Vogu nell'ambito del festival 7 Sere, 7 Piazze, 7 Libri alle 18 in biblioteca. E poi ci sarà la rassegna Ogliastra pagina su pagina, invece domani alle 18 nell'aula consigliare di Barisardo ci sarà Francesca Spanu che presenterà Il corpo sbagliato. Nell'ambito invece di impressioni letterarie, al Teatro San Francesco di Tortoni sabato 13 dicembre alle 18:30 ci sarà Riccardo Cucchi, storica voce di tutto il calcio minuto per minuto, che racconterà appunto il suo libro che intreccia sport, cultura e riflessione civile, mostrando il calcio come spazio di valori condivisi e di responsabilità collettiva. In questo caso organizza l'associazione culturale Simul. Chiudiamo adesso il notiziario ricordando un bellissimo appuntamento di questa sera, l'appuntamento con i libri di Radio Stella, Librarium, condotto da Francesca Lai, che abbiamo proprio in video collegamento. Buongiorno Francesca, che viaggio ci farai fare questa settimana? Ciao Federica, sì, io vi aspetto come di consueto il venerdì sera alle 20:30. Questa sera avremo ospite una psicologa e scrittrice, si chiama Sandra Pisano, e ha scritto un libro che si intitola Maetana. Maetana è il nome con cui la protagonista Emma chiama maestra Anna. I temi saranno molto importanti, molto profondi, insomma quelli che affronteremo stasera, e ci sarà anche una riflessione sul linguaggio che utilizziamo tutti i giorni. Benissimo, ottimo, quindi non ci resta che ricordare ai nostri radioascoltatori l'appuntamento alle 20:30 con Librarium, con la conduzione di Francesca Lai, ospite Sandra Pisano con la sua Maetana. Grazie Francesca. Grazie Federica, grazie a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Stella, vi aspetto questa sera alle 20:30. Noi invece torniamo lunedì con la rassegna stampa. Grazie per averci seguito, grazie alla regia di Roberta Loi, buon fine settimana a tutti e a tutte.